E per i miei biscotti di Natale oggi ho preparato questi qua sono con noci e pangrattato. Sono semplici ma troppo saporiti. Li prepariamo insieme? Andiamo! Per questi biscotti ho messo farina, zucchero, noci tritate. In descrizione vi scriverò noci a piacere, cioè scegliete voi noci, nocciole, mandorle, quelle che preferite, quelle che avete a casa. Non è obbligatorio una cosa, quindi scegliete voi. Io ho messo le noci, ho messo pangrattato, l'uovo, ci metto un po' di noce moscata. Dove sta? No, qualcosa lo perdo sempre. Un pizzico di sale, un po' di cannella, un po' perché questa cannella è, cioè, ottima. È cannella. La devo chiudere bene. L'altro giorno l'ho lasciata aperta, avevo un odore a casa. Ci aggiungo 2 cucchiaini di lievito per dolci. E 2 così vanno bene. Questo chiudiamo e iniziamo a mescolare così. E in ultimo aggiungo burro fatto a pezzetti. Qua ho pesato la farina, per questo è così, che è sporco di farina. Il burro è a temperatura ambiente, io lo tolgo sempre un po' prima dal frigo. Eccolo qua. Questo qua dividiamo in 3. Questo qua deve sempre riposare una notte in frigo, cioè io lo faccio stare una notte, almeno 5-6 ore lo dovete far riposare, così. Ecco qua, prendiamo sempre la pellicola, questa qua, ecco qua. Ecco qua, io ne ho fatti 3, come potete vedere non sono geometra, quindi uno è più lungo, uno è più corto, ma non fa niente perché noi li dobbiamo tagliare domani. Li mettete su un vassoio, non ce l'ho al momento, li ho messi su un tagliere e li metto in frigo. Li togliamo dal frigo, li togliamo dalla pellicola e li facciamo a pezzettini così. Poi questo qua, ecco, ce lo lavoriamo un po' così. Facciamo diventare così tutti quanti. Io mo li faccio e torno, voi non vi muovete che torno subito. Mettiamo in una teglia con carta da forno, accendiamo il forno 180 gradi statico ed inforniamo. Eccoli pronti, devono stare fra i 10 e i 15 minuti, dipende dal vostro forno. Vedete, devono venire così. Mo 12-13 minuti, dai 10 minuti in poi gli date un'occhiata. Una volta che li abbiamo fatti raffreddare, o li lasciamo così, io metà li lascio così e metà ho sciolto del cioccolato fondente. E li passiamo per metà nel cioccolato fondente. Ecco qua. Questo qua non è obbligatorio. Eccoli qua, questi qua li lasciamo raffreddare un po'. Eccoli pronti. Provateli.